Ben ritrovati dalla redazione. Sarà il contratto di solidarietà, l'ammortizzatore sociale impiegato per dare copertura ai dipendenti triestini della multinazionale Flex, che a fine anno affronterà la cessazione dell'importante contratto di fornitura con Nokia, ad oggi in grado di garantire l'80% del fatturato dello stabilimento. Si è tenuto ieri un aggiornamento del confronto fra aziende e sindacati, questa volta non in Confindustria ma nella sede delle Noghere. Il contratto di solidarietà partirà lunedì 28 ottobre e durerà con ogni probabilità anche nel 2025, quando il gruppo della componentistica elettronica dovrà dimostrarsi realmente in grado di differenziare il portafoglio e garantire così produzione ed occupazione. Alcuni giorni fa la sala operativa della Polizia Locale di Trieste, rende noto l'assessore alla sicurezza cittadina Caterina De Gavardo, in seguito alla segnalazione di una persona che si stava lavando nella fontana di Piazza Vittorio Veneto, inviava nell'immediatezza il nucleo interventi speciali, la cui attività di controllo è principalmente legata al degrado urbano. La pattuglia dei NIS infatti identificava immediatamente un uomo del 1974 già resosi protagonista qualche ora prima per aver insultato dei passanti. In quell'occasione era intervenuto il reparto motorizzato in evidente stato di ebbrezza e molto aggressivo. L'uomo si rivolgeva agli agenti offendendoli. Considerate le sue condizioni e la presenza di numerose persone, interveniva un'ulteriore pattuglia del nucleo per condurlo in sicurezza alla sede del comando. Durante la perquisizione, prima di farlo salire a bordo, gli operatori gli trovavano addosso alcuni oggetti di cui non era in grado di dire da dove provenissero: un borsellino contenente 8 coltelli sottoposti a sequestro penale, 2 cellulari, diversi articoli di bigiotteria. Da accertamenti successivi risultava che i cellulari e gli accessori rinvenuti erano stati rubati in un'abitazione quella stessa mattina. Torna d'attualità l'iniziativa avviata da un gruppo di residenti di Fossalon per chiedere il distacco della frazione dal comune di Grado e il passaggio sotto l'amministrazione di Fiumicello Villa Vicentina. A sostegno di questo progetto sono state raccolte centinaia di firme negli ultimi mesi, firme che a breve approderanno anche in Consiglio regionale. Grande movimento di passeur ieri sera nei pressi del confine italo-sloveno tra Castellaz e Cravattini. Alle 21:15 agenti della polizia slovena hanno intimato di fermarsi a un conducente di un'auto, una BMW, che non solo non si è fermata al segnale, ma ha accelerato verso l'Italia. I poliziotti lo hanno seguito verso San Doligo della Valle. Intanto hanno passato l'informazione ai colleghi italiani, che sono riusciti a rintracciare l'autista e a fermarlo. Hanno identificato un cittadino moldavo di 34 anni. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in genere variabile, con più sole sulla costa e ad est dal pomeriggio, con il cielo che tenderà a coprirsi a partire da ovest e in serata inizierà a piovere. Sulla costa bora moderata, debole o moderata in pianura, temperature massime in pianura fra 22 e 24, sulla costa fra 20 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.